prima, diciamo così, della relazione del segretario, noi vorremmo leggere due documenti che sono stati inviati da professor Bernardini, che è un membro della delegazione dei 10 della Repubblica Veneta, che non ha potuto essere qui, probabilmente non so, è impegnato all'estero, e poi un grande indipendentista lombardo, Alex Torti, che è un animatore, diciamo così, del blog Diritto di Voto, che un po' tutti conosciamo, e direi di far venire fuori i lettori per leggere questi due comunicati. Prego. Lettori di eccezione, perché sono una delegata dei 10, prego. Buongiorno a tutti. Allora vi riporto quanto mi ha mandato Alex ieri, direttore di diritto di voto. Allora, qualche settimana fa l'economista americano Fernando Betancourt ha scritto un lungo articolo dedicato a 5 possibili scenari per il percorso indipendentista catalano. Uno di questi l'ha chiamato Opzione Veneta, facendo esplicito riferimento al plebiscito digitale di marzo. Questa è una delle dimostrazioni tangibili di come l'iniziativa referendaria elettronica abbia cambiato il paradigma del diritto di autodeterminazione. Oggi, dopo la straordinaria esperienza di marzo, il mondo sa che è possibile dare concreta visibilità alla volontà di un popolo, anche senza demandare l'organizzazione di un referendum alle istituzioni tradizionali. Questo è stato il primo fondamentale risultato ottenuto dalla piattaforma plebiscitaria. Il secondo è stata la creazione di una rete di uffici pubblici auto-organizzati guidati da un organismo legittimato dal plebiscito digitale, ovvero la delegazione dei 10. Questa rete di uffici articolata sul territorio rappresenta il supporto operativo per l'esercizio del diritto naturale di resistenza nei confronti dello Stato italiano, a cominciare dal fisco. Adesso è l'ora di portare le energie e le capacità acquisite sulla scena della politica tradizionale. È l'ora di costruire una forza politica veneta che sappia sfidare il sistema unitarista sul terreno elettorale e più classico, ma con il bagaglio di esperienze acquisite durante l'organizzazione del plebiscito. È l'ora di Veneto sì. Il 2005 si avvicina. Buon lavoro da Milano. Grazie. Io leggo invece il messaggio di Paolo Bernardini. Carissimi amici, mi duole molto non essere presente all'importantissima convention di oggi, ma impegni lavorativi mi trattengono all'estero, cioè in Italia. Oggi è giorno fondamentale perché si porranno le basi per le mosse future, tutte volte a rendere pienamente effettiva l'indipendenza ottenuta con il referendum del 21 marzo. Avverto da parte di alcuni, anche eccellenti patrioti, qualche segno di dubbio o sconforto. Questo è naturalmente pienamente accettabile, ma occorre aver presente che nel momento in cui si scelgono, come è giusto che sia, mezzi del tutto pacifici per il raggiungimento dell'indipendenza, essa si pone piuttosto come un processo che non come uno status definitivo. Ci sono state tantissime tappe in questo processo, a partire non dal 21 marzo 2014, ma almeno dal 2006, per non menzionare l'impresa eroica dei Serenissimi. E dunque dobbiamo attenderci alcune altre tappe prima che l'indipendenza sia pienamente effettiva. Come ho avuto modo di dire, eletta una via non datur recursus ad alteram, ma per quanto riguarda il percorso avviato dal Consiglio regionale. In realtà le vie si moltiplicano e nessuna è esclusiva dell'altra, sono tutte complementari. Se qualcuno si sente sfiduciato perché il percorso è troppo lungo o avvertito come tale, ricordiamoci che stiamo creando una terza Repubblica Veneta che vogliamo che duri almeno quanto la prima, anche se magari non sarà così, ma non vogliamo che duri quanto la seconda, solo 1 anno e mezzo tra il 1848 e il 49, proprio perché le basi di tale indipendenza e l'incertezza ideologica prima che strategica ha condannato tutto il 48 italiano e quasi tutto quello europeo a risultati precari e risicati.
Certo, la passione e il dolore sono forti quando udiamo dell'ennesimo suicidio per disperazione, quando vediamo questa nostra splendida terra desertificata e irrisa. Ma dobbiamo batterci il cuore per fermarne il battito, come Odisseo alla vista dei proci, per non anticipare la battaglia finale e dunque terminare la nostra esperienza con una sonora sconfitta. Se si vorrà concorrere con uno schieramento indipendentista alle elezioni regionali del 2015, non si può escludere che il risultato sia estremamente positivo. Allo stesso tempo occorrerà vedere l'esito del referendum regionale, che peraltro non potrà che confermare quello dello straordinario referendum digitale, una pietra miliare nella storia della democrazia e una pagina di storia tout court. Può anche darsi che le elezioni regionali non si tengano più, in quanto un esito plebiscitario anche nel referendum regionale porrebbe in essere di fatto una piena effettività dell'indipendenza. Ricordiamoci che la nostra indipendenza segue vie più complesse rispetto a quella di tutti gli altri stati divenuti indipendenti del 1945, per il semplice motivo che sarebbe la scissione di una colonia di schiavi estremamente produttivi che mantiene in vita un sistema parassitario esteso e dunque, come l'amico e collega Marco Bassani sostiene da tempo, sarebbe una tana libera a tutti, con tutte le conseguenze che non possiamo nasconderci. Se la Scozia diverrà indipendente, le conseguenze per il resto della Gran Bretagna saranno estremamente minori. Sarà quasi, per molti, una novità inavvertita. Ma perfino se la California diventasse uno Stato indipendente, le conseguenze per gli Stati Uniti, che sono uno Stato federale, non sarebbero così immense come nel caso del Veneto liberato dal giogo coloniale sabaudo. I padroni sono estremamente riluttanti a liberare o a favorire la liberazione degli schiavi, poiché loro non sanno coltivare tabacco e cotone e senza i loro schiavi morirebbero di fame. Nel nostro caso siamo schiavi che coltiviamo perfino la nostra di terra, che ci è stata sottratta con l'inganno. Hanno scritto la capanna dello zio Tom, qualcuno deve ancora scrivere il capannone dello zio Alvise. L'ultimo pezzo. In breve, il processo è avviato e ad uno stadio molto avanzato. Cerchiamo di essere uniti e di evitare inutili rancori e cerchiamo di aiutare coloro che sono in grave disagio personale, onde si evitino futuri suicidi, perché la strada della libertà non sia lastricata da morti strazianti. Il nostro nemico è già morto, ma non è facile sciogliere un corpo vivente da uno morto. Occorre pazienza. Per citare la nobildonna settecentesca Elena Mocenigo Querini, che lo ripeteva sempre ad amici e familiari: quando si è sommersi dal ridicolo, un'ombra di serietà sembra cosa solenne e mirabile. Quindi prepariamoci a reazioni strane e incerte da parte del nostro avversario, che è talmente ridicolo da aver compiuto il percorso inverso, e palesare dunque qualche ombra di serietà. Rendiamoci conto che la corruzione tocca ogni fibra del corpo politico e sociale e che ci sono mosse apparentemente minori, come la soppressione dello Studium Marcianum da parte del patriarca genovese di Venezia, che sono in realtà atti mirati ad eliminare il libero pensiero e a fagocitare l'ignoranza più crassa su cui si fondano tutti i regimi dittatoriali. Ignoranza e populismo, a testimonianza che Dante aveva ragione a definire i genovesi gente diversa, e meno male che ci sono eccezioni, non solo per confermare la regola. E viva dunque San Marco, e si abbia quantomeno la certezza che non verrà celebrato nessun 150esimo della truffaldina annessione della Venezia nel 2016. Nel 2016, ma anche prima, saremo liberi. Bisogna solo agire con dolcezza e fermezza e individuare bene le ultime mosse di una partita già vinta e che proprio per questo non possiamo compromettere ora. Bene.
due nobili contributi di Alex Torti e del nostro professor Bernardini.